Banca del territorio, banca per il territorio. Veneto Banca è tutto questo. Lo dicono i suoi risultati, ma anche l'attaccamento delle persone che sono al centro della sua missione, come ci spiega l'amministratore delegato Vincenzo Consoli. Veneto Banca è una popolare antica, nasce nel 1877 ed è profondamente radicata nel territorio. I nostri prodotti e anche i nostri servizi sono il frutto del dialogo, ma soprattutto della conoscenza che abbiamo della nostra clientela. L'analisi sul momento economico contingente fa emergere due proposte di Veneto Banca di grande interesse: mutuo protetto e cessione del quinto. Mutuo protetto è una valida tutela contro gli eventi negativi della vita quotidiana, che potrebbero rendere difficoltoso o impossibile il pagamento delle rate residue del mutuo. È una polizza completa che in caso di perdita del posto di lavoro si fa carico del rimborso delle rate del mutuo precedentemente stipulato, mentre invece, in caso di invalidità permanente totale o morte, liquida in un'unica soluzione il capitale residuo del mutuo. La cessione del quinto, invece, è una formula sempre più ricercata dai lavoratori dipendenti che hanno necessità di reperire dei prestiti personali in modo rapido e sicuro. La cessione del quinto è una facoltà del dipendente prevista per legge e offre numerosi vantaggi: la facilità di erogazione anche con altri finanziamenti in corso, la comodità di rimborso delle rate con trattenuta in busta paga, i tassi contenuti. La forza di Veneto Banca è il suo sguardo rivolto sempre al territorio per riuscire ad interpretare le esigenze dei propri clienti, offrendo loro una risposta su misura. Proponiamo soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia e delle piccole e medie imprese in particolare. Il successo nostro di oggi si basa su questo lavoro e dura ormai da più di 100 anni. Bene, rientriamo un attimo in questo studio ideale dedicato al nuovo ospedale di Montebelluna. Ora si è conclusa la prima parte, nella seconda voce i sindaci. Sentiremo il sindaco di Montebelluna appunto, ma anche quelli del comprensorio Crespano del Grappa, Castelfranco Veneto, che aspetta notizie per la nuova radioterapia, e poi conclusioni di nuovo con Renato Mason, che ci parlerà anche del nuovo pronto soccorso, sempre dell'ospedale di Montebelluna. A tra poco. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te perché siamo come te. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te perché siamo come te.
Rientriamo in questo studio ideale dedicato al nuovo ospedale di Montebelluna. Non potevamo non avere i nostri microfoni, ovviamente Laura Puppato, sindaco di Montebelluna. Allora, oggi una giornata importante che segna un'altra tappa di questo percorso, il percorso della costruzione di questa nuova ala dell'ospedale, e che non è stato semplice, sindaco. No, un percorso travagliato, un percorso che ci ha visto davvero soffrire moltissimo e che ha visto incidenti di percorso quali l'inquinamento che abbiamo rinvenuto, quali l'archeologia, che pure è una delle peculiarità della nostra città, ma in questo caso ha sicuramente messo dell'agitazione intorno al ritrovamento, e soprattutto dobbiamo dire anche al fatto che per molto tempo si è tentennato. E questo poteva essere anche la situazione che si stava creando, poteva essere una ragione in più per evitare la costruzione di questo ospedale, per dare quindi per definitivamente scomparsa la possibilità che tutto il territorio che fa capo a Montebelluna avesse un proprio riferimento ospedaliero. Devo dare atto al direttore generale, al dottor Mason, che su questo dal primo giorno si è speso con una determinazione leonina che ci ha permesso insieme di superare tutti gli ostacoli, di fare ciascuno la propria parte, di farla con molta determinazione e molta chiarezza, non lasciandosi surclassare da alcuna difficoltà che pure, ripeto, c'è stata. E oggi per noi è un giorno davvero speciale, non è solo San Valentino, è un giorno speciale veder finalmente realizzata quest'opera, anche se naturalmente da concludere, da definire, però il fatto di essere arrivati al tetto di quest'opera ci riempie d'orgoglio, soprattutto perché le stesse maestranze dell'impresa che hanno lavorato, devo dire che hanno recuperato anche il tempo che abbiamo dovuto perdere per ragioni appunto accidentali come quelle definite. Ed è motivo di orgoglio per tutta la conferenza dei sindaci dell'ULSS oggi vedere che finalmente ciò che ci aspettavamo da decenni è realizzato, e possiamo presumere che nell'arco di poco più di un anno si possa anche utilizzare. Allora ringrazio il sindaco Laura Puppato per questa testimonianza e speriamo tra un anno di essere qui con le nostre telecamere a testimoniare anche il taglio del nastro. Ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, e poi ancora da questo studio virtuale dedicato al nuovo ospedale di Montebelluna. Tra poco. Cresce il biologico, no agli OGM, novità per le agroenergie e realtà positiva per il legame turismo e agricoltura. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Gli ultimi dati ci dicono che il settore biologico è strategico per l'agricoltura italiana e anche nel 2009 è continuato l'ottimo andamento dei consumi di alimenti biologici nel nostro paese. Il commento è del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Luca Zaia, in riferimento ai dati diffusi dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare. L'ISMEA ha rilevato un incremento in valore dell'acquisto di biologico pari a 6,9%. Per quanto riguarda i vari prodotti bio, le migliori performance di mercato si rilevano per l'ortofrutta fresca e trasformata, più 26,6% l'incremento in valore su base annua, e per le uova più 21,8%. Sul versante delle agroenergie, invece, in queste ore è stato annunciato il bando per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e o termica da biomasse. La procedura prevede il finanziamento di impianti a spiccato contenuto innovativo di potenza installata fino a 1 megawatt elettrico, con un contributo massimo pari a 500.000 euro ed intensità non superiore al 40% del costo dell'investimento. L'importo stanziato a tal fine ammonta a 20 milioni di euro. Il bando è disponibile sul sito del Ministero all'Agricoltura. Ha ragione il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: c'è bisogno di concertazione e di un migliore coordinamento strategico per garantire la sicurezza alimentare e prevenire l'insorgere di crisi come quella che sta affrontando l'agricoltura mondiale. Il ministro Zaia ha commentato così l'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, rilanciando che la risposta a questa crisi non sono gli OGM. Quelli che la pensano così non hanno imparato la lezione, ha concluso il ministro, e vorrebbero continuare ad usare la terra come un serbatoio inesauribile. I contadini perderebbero con gli OGM la loro sovranità sulle sementi, che diverrebbero patrimonio delle multinazionali. Non lo permetteremo.
In queste ore, infine, dalla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, si è capito che si fa sempre più stretto il rapporto tra turismo e agricoltura. Si è creato un vero e proprio sodalizio che ha prodotto un nuovo modo di intendere il turismo e un nuovo modo di intendere l'agricoltura. Basti pensare alle strade del vino e alle strade dell'olio, o più semplicemente agli agriturismo. Un esempio nazionale di itinerari enoturistici è la primavera del Prosecco di OCG, tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene.